Il Dipartimento TESAF nell'ambito del progetto Biodelta IV si occuperà di individuare degli indicatori per valutare la biodiversità strutturale dei popolamenti forestali e come una gestione selvicolturale, quindi una gestione attiva di questi popolamenti possa influire, possa modificare o anche implementare la biodiversità dei sistemi forestali. La biodiversità di un ecosistema forestale è molto complesso perché con il termine biodiversità noi indichiamo una ricchezza non solo specifica ma anche una ricchezza a livello genetico, a livello di ecosistemi e soprattutto anche una diversità strutturale del popolamento forestale. Quindi si misura andando in campo e andando a misurare l'altezza, le dimensioni degli alberi, le specie e anche come queste si distribuiscono nello spazio. E in più anche con dati telerilevati si può misurare da remoto questa grandezza e questi dati tridimensionali per dare una tridimensionalità alla biodiversità e quindi individuare la diversità strutturale per poi andare a comprendere quali sono le specie e quali sono gli habitat presenti all'interno dei nostri popolamenti forestali.